Mimmo Armenio, nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Ingegnere, alla luce della sua esperienza, come intenderà svolgere il ruolo di nuovo presidente e quali obiettivi che vi state prefissando di raggiungere? Voglio premettere che nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 23 giugno si è insediato il nuovo Consiglio direttivo, di cui io sono stato onorato di assumere la carica di Presidente, che Timura di Segretario e Maurizio Simone di Tesoriere. L'Ordine ha ormai assunto una figura, un ruolo importantissimo a livello provinciale perché è di riferimento a tutte le istituzioni, oltre che ai nostri iscritti e all'autorità. Il nostro obiettivo è quello di continuare sulla scia del mandato già trascorso e quindi di restare punto di riferimento per tutte le istituzioni locali, comuni, consorzi e chiunque volesse collaborare e creare una sinergia con l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento e poi cercheremo di portare avanti tutta la formazione per i nostri iscritti in materia sia nel campo tradizionale, quindi nella materia urbanistica e dei lavori pubblici, ma anche nei campi che adesso si stanno sviluppando, quale nel campo energetico, nel campo dell'intelligenza artificiale, tecnologie avanzate. Quindi faremo dei corsi specialistici per i nostri iscritti in modo da dare a loro la possibilità di uno sviluppo professionale e quindi sempre al servizio della collettività. Ricordiamo anche il vostro impegno con un convegno organizzato presso il Terro Pirandello sulle infrastrutture e sul futuro aeroporto di Agrigento. Sono tutte purtroppo battaglie ancora da risolvere per la nostra provincia e per il nostro territorio da sempre carente di queste infrastrutture. Continueremo assolutamente a spingere per la realizzazione delle infrastrutture nel nostro territorio provinciale e quindi mi riferisco sia alle reti viarie, alle reti ferroviarie, all'aeroporto, in maniera tale da permettere alla nostra provincia di poter anche svilupparsi dal punto di vista non solo turistico ma anche dei servizi e industriale. Quindi questa attività continuerà assolutamente e sarà approfondita con nuovi convegni, seminari a cui naturalmente inviteremo tutte le autorità interessate.